abbia paura! Avete paura? Così tanto avete paura? Una decina, poco più, poco meno, i no Green Pass che si sono ritrovati davanti alla stazione di Treviso per quella che su Telegram era stata annunciata come una giornata di mobilitazione con tanto di blocco della circolazione ferroviaria, minaccia che ha portato un imponente dispiegamento di uomini e mezzi a Treviso capoluogo come a Conegliano tra le 54 città italiane nel mirino. Diversi gli operatori schierati a supportare la Polfer, anche la questura, i carabinieri e la polizia locale. Alla fine però il flop è stato evidente, ad ammetterlo gli stessi manifestanti. Anch'io mi sono stupito che ci fosse poca gente, evidentemente non è stato pubblicizzato. Io mi sono imbattuto per caso in un opuscolo volantino praticamente. A incidere forse gli appelli delle istituzioni a non esacerbare i toni e la prospettiva di sanzioni immediate. Nessuno tra chi c'è dice però di voler occupare i binari, altri tirano in ballo parallelismi storici estremi. Sono qui solo per la manifestazione qui e non per occupare i treni. Dice siamo pacifici. No, io sono pacifico, io sono un divulgatore del Vangelo di San Marco. Il Green Pass, come dicono tutti, è semplicemente un mezzo surrettizio per indurre la gente a vaccinarsi, una specie di piccolo o grande ricatto, perché rende la vita difficile a chi non è vaccinato e non è corretto. C'è in ballo quello che è successo anni fa, che anche anni fa è stata così. Anni fa è stata così, c'era la scienza dietro e gli ebrei sono finiti in campo di concentramento con gli zingari, con i sacerdoti. Non è un'estremizzazione questa. Perché... Lei le pare che sia un'estremizzazione questa? Con la polizia schierata non posso neanche entrare in stazione? Che se vado su qualsiasi posto a mangiare seduto non posso farlo, devo star fuori? Le pare che questo è normale?